La Manzanese batte il Butrio nell'anticipo del massimo campionato regionale di calcio per una rete a 0, decide il solito, come si dice, fenomeno di questi casi, cioè Osso Ermelli, quale con una giocata la di Natale, vedi Udinese Roma, beffa il portiere e porta a casa 3 punti importanti. Il Butrio al 90° ha l'occasione d'oro, ma come si dice in questi casi di fronte c'è Del Mestre e quando Del Mestre para i risultati si vedono. Andiamo a sentire i protagonisti. Irene Revelant, il suo volto dice tutto, nel senso che quel rigore al 90° grida ancora vendetta. Quando giocavo io si diceva tira a mezza altezza centrale ed era gol fatto, ma coi se coi ma si dice tutto, insomma una sconfitta a mio punto di vista immeritata. Ma che discorsi sono immeritata? Hanno vinto loro una volta così, una volta là, noi giochiamo sempre sufficientemente bene, ma perdiamo perché ci sono questi errori costantemente. Una volta sbagliano il rigore, una volta sbagliano, si fanno buttare fuori dal campo, è tutto così insomma, no? Cioè io non ritengo che sia immeritata questa sconfitta, è una sconfitta. Una polemica diretta al suo allenatore? Ma no, ma non è neanche causa dell'allenatore, sì, cosa devo dire? Dico, ognuno mette del suo qua dentro per per perdere. Quello che conta è che questo Butrio si deve salvare alla fine. No, il Butrio si salverà, bisogna vedere alla fine. In particolare come? Come, ecco. Lei è fiduciosa? Non sono fiduciosa, sono proattiva, vorrà dire che mi adopero per far salvare questa squadra. Senta, una tiratina d'orecchie però, un taglio a 2 euro ci sembra un po' troppo. Non ho capito. Un bicchiere a 2 euro ci sembra un po' troppo. Sì, vabbè, ma insomma va bene così. L'importante è che il Butrio si salvi. L'importante è che il Butrio si salvi. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Se l'Irene piange, il Taboga ride. Beh, insomma, fa piacere quando la propria squadra vince. Comunque bisogna dire che anche il Butrio ha fatto una bella partita. Sul rigore cosa ci ha sperato? Sul rigore c'era nettamente, però sapevo che Del Mestre sta passando una forma eccezionale in questo periodo. Ero fiducioso. Comunque la Manzanese un 3 punti, al di là del gioco, 3 punti importanti che servono a tenere, come si dice, tenere d'occhio la vetta della classifica. Beh, senz'altro, noi facciamo il nostro meglio, lotteremo fino alla fine per arrivare almeno nelle prime posizioni, ecco, questo è il nostro obiettivo. Come giudichiamo questo campionato in generale? Ma è un po' equilibrato, adesso bisogna vedere anche Fontana Fredda, il Tor Viscosa, sono squadre insomma eccezionali, hanno un bel gioco, è abbastanza equilibrato, ecco, come campionato. Insomma, Nereo Rocco diceva l'importante è fare punti. Beh, quello senz'altro, quello fa sempre piacere, quindi io mi auguro che i ragazzi continuino così. A fine gara il parere tecnico anche del collega Gigi Mosolo, apprezzato appena del Gazzettino. Insomma, alla fine Gigi non è stato un gran match, deciso da un episodio a favore della Manzanese, un episodio negativo per il Butrio. Possiamo dire che insomma, questo campionato in generale non è granché. Non è granché come la partita di oggi, non è stata un granché, insomma, non abbiamo visto tiri in porta, praticamente il primo tempo senza tiri in porta da tutte e due le squadre. Certamente mi aspettavo molto di più dalla Manzanese. La Manzanese, ecco che individualità di spicco, ma insomma andare in vantaggio insomma, a metà del secondo tempo per me contro una squadra così che era in difficoltà di uomini sia in difesa che a metà campo è troppo poco per la Manzanese. Stava per subire il pari col nuovo entrato Folla, ha fatto un fallo su Meroi, andato bene che hanno in porta uno insomma che hanno uno a caso. Sì, non hanno uno a caso, insomma un portierone, è stato anche facile la parata, insomma non ha bevuto né finta né niente da parte di Bosic. Comunque a parte questo mi aspettavo un altro tipo di partita. Ecco. Ci si aspettava un derby più attivo, più carico, ma soprattutto magari a livello tecnico della Manzanese ci si aspettava qualcosa di più. Il Butrio giustamente ha fatto la sua onesta partita alla fine. Il Butrio alla fine più di questo penso che non possa dare, insomma ha uomini contati, molti giovani, alcuni di valore, altri la maggior parte un po' di meno e quindi la situazione del Butrio è questa, anzi la classifica si fa pesante, questo penso che sia stato proprio una partita spartiacque perché a 5 punti adesso di distacco dalla Gemonese, quart'ultima, se le altre vincono davanti sarà veramente un guaio per il Butrio, ma si sapeva che il Butrio doveva fare questo tipo di campionato, insomma, no? È così. La partita di oggi conferma quanto abbiamo detto, la Manzanese in cresta, anche se quest'oggi diciamo che è un derby, quindi sai i derby sono
vanno gestiti in un certo modo e hanno un certo tipo di partita, no? Di svolgimento, voglio dire. Quindi... Irene Furente, secondo te in settimana, lei che è friulana doc, però nata nella lontana e perfida Albione, secondo te farà qualcosa? Cosa deve fare? Qui bisogna mettere mano al portafoglio e cercare gli acquisti sia per il mercato, solo questo, insomma, allenatore, non so, insomma, sono pareri discordi, insomma, qui cosa devi cambiare? Qui devi solo rinforzare la squadra, non c'è altro da fare, insomma, no? Oppure vivacchiare sperando di giocarsi i play-off, i play-out. O almeno salvarsi sì, però qui è difficile, insomma, anche se è un campionato scadente come dici tu Omar, questo di eccellenza, e non so cosa aspettano a ristrutturare i campionati e portare qualche squadra di più le prime che sono in classifica della promozione 4-5 dell'eccellenza, insomma sono di troppo in questo momento, in questo tipo di campionato.